Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Azzurro ed argento in Coppa Europa dei 10.000 metri, quarti gli uomini con Nneka Crippa a 27, 51 e 93. L'Italia rosa sul podio di Birmingham, medaglia d'argento dietro alle padrone di casa della Gran Bretagna. La migliore Giovanna Eppis, quindicesima, con 33 minuti, 2 secondi e 23. Tra gli uomini finisce quarto il team maschile guidato da Nneka Crippa, doppia vittoria della Francia, individuale con Morad Amdouni, 27, 23 e 39, e a squadre nei confronti di Gran Bretagna e Spagna. Nono posto sotto il muro dei 28, con il personale abbattuto di oltre un minuto. Nneka Crippa, fratello del primatista italiano Yeman, è stato autore di un super progresso con 27, 51 e 93 rispetto al 28, 53 e 34 del terzo posto tricolore di Molfetta. Ha corso la seconda metà gara più veloce della prima, 14 minuti il parziale ai 5.000 metri, segno che ha ancora sostanziali margini di miglioramento ed è arrivato in scia a Mo Farah, ottavo in 27, 50 e 64. Il 26enne trentino dell'esercito, che potrà difendere i colori della Trieste Atletica nei campionati di società, nel team di Omar Fanciullo e sotto le cure di Roberto Furlanic, nelle corse stagioni ha iniziato questa escalation che sta dando una svolta alla sua carriera. Viene da Enrico Saccomano del Malignani Libertas la cosa migliore del meeting di Trieste. Saccomano è un discobolo, ma quando serve alla società lancia il peso più che egregiamente. Il suo 15,83 costituisce la terza prestazione promesse all time. Sempre in campo maschile registriamo gli 800 metri vinti da Alberto Sassetti, Trieste Atletica, in 1,55,69, il 14,59 di Gabriele Cernigloi, Malignani Libertas sui 110 ostacoli, i progressi di Marco Zen, Bruniera Friuli-Intagli nei 2000 siepi, 6, 30 e 53, e di Francesco Ruzza, Trieste Atletica, nell'alto, 2,7 metri. Nel peso bene l'allievo Giovanni Sordi, Bruniera Friuli-Intagli, con 15,39, con l'attrezzo da 5 kg, e lo junior Mattia Pucnik, Bor Atletica, con 13,35, con quello da 6 kg. Mentre nel martello Alessandro Feruglio e Davide Vattolo, Malignani Libertas, si sono cimentati con l'attrezzo degli assoluti, lanciando rispettivamente 56,86 e 55,57. Tutte targate Custrieste le seguenti vittorie al femminile. Le allieve Caterina Camossi e Luna Henry fanno il personale con 12,21 sui 100 e 7 minuti 41 e 33 sui 2000 siepi. Anna Pizzo ribadisce la sua superiorità sui 400 in 56 e 56, così come Giovanna Girardi sui 100 ostacoli allieve vinti in 14 e 44, sulla compagna di squadra Giulia Fanzella 14 e 69. Nel triplo Deborah Tripodi, Atletica Gorizia, con 11,86 batte Caterina Groaz, Bruniera Friuli-Intagli, 11,77. Per ultime le staffette 4%. Al maschile bel duello tra Bruniera Friuli-Intagli, Bozza, Variola, Martorell e Olivieri, e il Malignani Libertas, Liva, Rossi, Onsel e Cernigoi, con vittoria dei pordenonesi in un ottimo 41,79 contro il 41,87 degli udinesi. E il Custrieste allieve, Bazzara, Fanzella, Girardi e Camossi a prevalere invece tra le donne in 48,62, sulla Triveneto, Grio, Longo, Cergoli e Missori in 48,71. E ora spazio a Greta Iuri con le sue notizie. Sintaku Vissa, 25enne di Bertiolo di origini etiopi, attualmente all'università negli Stati Uniti, il 29 maggio a Jacksonville, in Florida, ha corso gli 800 in 2:04,53, stabilendo il nuovo record regionale assoluto. Cresciuta nell'Atletica 2000 Codroipo, dove è rimasta dal 2009 al 2015, è poi passata dal 2016 al 2020 alla Valsugana Trentino, per poi approdare, quest'anno, alla corte di Ezio Rover, nell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli. Il vecchio record apparteneva dal 17 luglio 2016 a un atleta di origini africane, Sierra Leone, cresciuta a Trieste, Joyce Mattagliano, con 2,04,73, che, dopo la maternità, è già pronta a rientrare nelle gare. È il settimo record regionale assoluto dell'anno dopo i 200 indoor di Messina, i 60 indoor di Aurora Berton, il triplo indoor e outdoor di Simone Biasutti, i 10.000 marcia di Emiliano Brigante e i 100 metri ostacoli di Giada Carmassi. Cocos Trail straniero.
Vittorie nella 15 km degli sloveni Aleš Zontar e Petra Tratnik. 10 km all'etiope Sammy Kipnetić e alla nostra Marta Pugnetti. Quasi 400 runner, specialisti e amanti della corsa in montagna hanno concluso questa edizione del Cocos Trail di Basovizza, la maggior parte di essi sul percorso di 15 km e 600 metri di dislivello, gli altri su quello di 10 km, con un dislivello totale di 400 metri. Partenza e arrivo al campo sportivo Zaria in una mattinata baciata dal sole. Nel tracciato lungo Aleš Zontar SD Nanos Podnanos ha prevalso di misura in 1 ora 7 e 18 su un irriducibile Alessio Milani, Atletica Monfalcone, che si è classificato secondo in 1 ora 7 e 30. I due si erano già affrontati all'Ecomaratona del Coglio 2018, finendo nell'identica posizione di mercoledì. Il bronzo ha premiato Elia Balestra, Atletica Valle Brembana, in 1 ora e 04. Quarto e quinto posto rispettivamente per Nicolò Francescatto, Aldo Moro, e Paolo Massarenti, Teenager Stranzano. Il team sportivo Nanos Podnanos padrone anche della Manche Rosa. Petra Tratnik, compagna di squadra del vincitore, ha vinto bene in 1 ora 16 e 36, accompagnata sul podio da un'altra portacolori del compatto team sloveno, Lučka Kroc, 1 ora 20 e 21. Terza posizione per Caterina Stenta, Trieste Atletica, con il tempo di 1 ora 21 e 29. Nella manche più breve, Sammy Kipnetić, Atletica Saluzzo, si è agevolmente affermato in 44 e 40. Secondo al trofeo di Città di Sacile di 2 settimane fa, il keniano ha preceduto l'ottimo Andrea Marino, Master 50 del San Giacomo, 52 e 13, che a sua volta è arrivato davanti al pari categoria Oliviero Macor, Val Rosandra, terzo in 55 e 12. L'unico successo regionale porta il sigillo di Marta Pugnetti, figlia d'arte della Carnia Atletica, che ha vinto nettamente la corsa rosa in 57 e 28. Seconda Annalisa Viviani, San Giacomo, 1 ora 04 e 17. E terza Federica Babic, Teenager Staranzano, in 1 ora 4 e 34. Si è svolta sabato la conferenza stampa per la presentazione della 14ª edizione di Magride. Palazzo Montereale Mantica a Pordenone ha fatto da palcoscenico per l'incontro in cui Antonio Iossa, presidente dell'ASD Triathlon Team, società che da 14 anni organizza la corsa nei Magredi, ha illustrato le principali novità di quest'anno. Tra queste vi è il luogo di partenza e arrivo, che si sposta nella centrale piazza della Vittoria di Cordenons. Da qui gli atleti iscritti alla 100 km e alla 50 più 50 km a coppie partiranno sabato 19 giugno alle 23:30. Ed è proprio questa la grande novità: le distanze più lunghe saranno corse senza interruzioni. Per percorrere i 100 km gli atleti avranno a disposizione un tempo limite di 19 ore. Si stima che i primi corridori chiuderanno la gara in circa 8 ore. Inoltre la distanza 50 più 50 km a coppie è valevole come campionato Utah Ultra Trail. Domenica 20 giugno sarà invece la volta della 30 km e delle distanze non competitive dei 12 e 6 km, queste ultime aperte a tutti. Il periodo estremamente difficile che stiamo ancora vivendo a causa della pandemia, ha detto Iossa, non ha reso agevole l'organizzazione di questa edizione. L'obiettivo, come ogni anno, è quello di divulgare e valorizzare l'unicità dei Magredi friulani senza però dimenticare l'aspetto sociale. Da sottolineare infatti che Magride devolverà parte del ricavato a favore di un'associazione di volontariato del territorio nell'ambito del progetto Charity. Quest'anno la scelta è caduta sulla cooperativa sociale Onlus, il piccolo principe di Casarsa della Delizia, presente con il presidente Luigi Agostino Cesarin, che ha preannunciato che la donazione contribuirà alla realizzazione di un progetto rivolto agli adolescenti che hanno subito ripercussioni psicologiche a causa dell'isolamento da pandemia. In rappresentanza delle pubbliche amministrazioni c'erano gli assessori Recchia, Cordenons, De Bortoli, Pordenone e Marchesin, Spilimbergo, che hanno ribadito l'importanza di eventi come Magride, mentre Silvano Pascolo, direttore di Concentro, ha esortato a vivere con rispetto il territorio per non farlo sfiorire nell'oblio. A luglio riparte anche il 53esimo Trofeo Gortani, storico campionato di corsa in montagna del CSI Udine. Saranno 5 le prove: Terzo di Tolmezzo, Forni di Sopra, Ovaro, Cleulis di Paluzza e Tarcetta di Pulfero, che si disputeranno in totale sicurezza nel rispetto di protocolli e decreti. Le iscrizioni si effettueranno come sempre solo con sistema online.
La prima prova si disputerà domenica 4 luglio a Terzo Ritolmezzo, organizzazione della Carne Atletica. Domenica 18 luglio la seconda prova si svolgerà a Forni di Sopra, a cura del GS Stella Alpina. Il terzo appuntamento, sabato 4 settembre, si terrà a Ovaro, con l'organizzazione della locale Unione Sportiva. La penultima tappa toccherà a Cleulis di Paluzza, domenica 12 settembre, organizzazione polisportiva Team Cleulis. Chiusura d'obbligo, come tradizione vuole, nelle valli del Natisone e precisamente domenica 10 ottobre a Tarcetta di Pulfero, con l'organizzazione del GS Alpini Pulfero del compianto Bepi Puller. Si è concluso Run for Hope, il primo giro d'Italia podistico a staffetta per raccogliere fondi a sostegno di AIRC per la cura dei tumori infantili. Si è corso in ogni regione d'Italia e naturalmente anche in Friuli Venezia Giulia. Sabato 22 maggio la prima tappa del percorso regionale è partita da Muggia e si è conclusa a Trieste nella stessa giornata. Domenica 23 maggio la tappa numero 2 è arrivata a Monfalcone, mentre lunedì 24 maggio ha fatto tappa a Gorizia. Da qui martedì 25 maggio la staffetta è giunta a Cividale del Friuli, da dove è ripartita mercoledì 26 maggio con i frazionisti del dopolavoro ferroviario Udine, assieme all'ex campione europeo dei 5.000 metri Venanzio Ortis, per raggiungere Piazza Libertà a Udine. Da giovedì 27 a sabato 29 maggio la staffetta ha percorso le strade del Pordenonese, coordinata dall'Atletica Aviano. I podisti udinesi del DLF e Venanzio Ortis sono arrivati al centro di riferimento oncologico di Aviano giovedì sera. Venerdì gli staffettisti hanno proseguito il viaggio per arrivare all'ospedale civile di Pordenone. Sul tracciato si sono alternati gli atleti dell'esercito con il 7° reggimento trasmissioni di Sacile e dell'Atletica Aviano. Sabato 29 maggio ecco la tappa Pordenone-Palmanova. Il via ufficiale è stato dato dall'amministrazione comunale e 3 ultramaratoneti, Ramon Manganelli, Massimo Martella e Gianluca Pagazzi, hanno percorso l'intera tappa sino a Palmanova, dove l'ultimo frazionista è stato il sindaco di Palmanova, Francesco Martinez. Dalla città stellata il testimone è arrivato a Monfalcone con il gruppo donatori di sangue di Campolongo Tapogliano, sodalizio presieduto da Fabiano Tomasin. Gilberto Zorat, portavoce di questa giornata, ha dato il via alla frazione alla presenza del primo cittadino di Palmanova e di Roberto Tomat, fresco campione italiano master della 100 km. Circa 30 runner si sono alternati nella staffetta che da Palmanova hanno visto il passaggio del testimone a San Vito al Torre, Sagrado e Monfalcone. Lì una delegazione della Trieste Atletica ha ricevuto il testimone per proseguire la corsa verso il capoluogo giuliano. Il presidente Tomasin ha consegnato l'intero ricavato che è stato donato per la ricerca con la speranza di aiutare a trovare una cura che porti serenità ai ragazzi e alle loro famiglie. Run for Hope 2021 in Friuli Venezia Giulia è terminato domenica 30 maggio con l'arrivo in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Ed è tutto anche per stasera, grazie per il fedele e cortese ascolto. Arrivederci a lunedì prossimo. Oops.